Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 16 dicembre e oggi però sono solo. Oggi sono solo, avrò due ospiti, anzi tre ospiti. Il primo ospite alle 10:10, 10 e un quarto, ovvero Mario Corcione, centrocampista del Monastir, in gol nel pareggio del Monastir in casa della Nocerina. Avremo il classico appuntamento alle 10:30 con Diablo per fare un po' il punto della situazione. Intorno alle 10:40 ci sarà Vittorio Pugedo, insomma, esterno del Cagliari, terzino sinistro del Cagliari storico, perché andiamo un po' ad analizzare anche qual è la situazione Cagliari in vista del match importantissimo per la salvezza. Domenica alle 12:30 sarà il launch match all'Unipol Domus contro il Pisa. Saluto Faccio, ben trovato. Ciao Tore, ben trovato. Eh sì, diciamo che sta riprendendo, allora è giusto comunque dare il respiro, è normale, anche perché se non ti fermi alla fine non recuperi a pieno. Quindi oggi ci sarò solo io, ripeto, e inizio subito a dirvi una cosa importante, perché poi rischio di dimenticarmi. Dalle 10 è aperto il mercato di Fanta 131, ovviamente per chi non è abbonato, classico mercato, 2 cambi, si va nell'area mercati e si fanno i cambi. Ricordatevi che si svincola col valore attuale, quindi se un giocatore, ipotizza, avete pagato 5 e il valore VA è 8, a quel punto fate un surplus di 3 crediti che vi servono ovviamente per andarvi a prendere un altro giocatore. Mentre per gli abbonati, al solito canale Telegram, 4 cambi, me li comunicherete ovviamente in privato. Ricordatevi che il mercato finirà venerdì 19 alle ore 18. È aperto ora dalle 10, quindi da 6 minuti esattamente. Potete già fare i cambi. Ricordatevi che entro e non oltre venerdì alle 18 si chiude il mercato. E il mercato di Natale pareva corretto, visto anche i tanti infortuni che continuano a esserci in Serie A, dare comunque la possibilità di cambiare qualcosa. Ciao Nico, ben trovato. Assolutamente, tanto ci starà seguendo sicuramente. Ciao Marco, ben trovato. Un abbraccio a fare pronto le code, siamo comunque in ottime mani con Lucone. Grazie mille Davide. Quindi discorso fantacalcio, ho calcolato le giornate. Ecco, c'è stata un po' una situazione, mi va di dirlo perché non vorrei che venisse meno il discorso gioco. Nel senso, capita, e questo lo sappiamo più volte, che all'interno di un listone, all'interno di 480 squadre, perché questo è il numero ufficiale della Coppa Tramazza, dove sono state escluse anche delle squadre, tra cui le nostre, per dar possibilità giustamente agli utenti di fare la Coppa. Però capita che certe squadre, certi utenti non diano la formazione. E vi dico già, è normalissimo perché purtroppo, il fantacalcio è visto come un gioco, però non viene visto come un gioco serio. Perché penso che non ci voglia niente a fare una formazione, anche perché comunque hai fatto la squadra, quindi la base bisogna comunque capire. La situazione è legata ovviamente al mercato, formazione, sei in una competizione,
quindi devi comunque dare la formazione, però purtroppo capita che qualcuno non dia la formazione ed è impossibile, se non manualmente, andare a modificare certi risultati. Ora, voi capite bene che in una competizione dove ci sono 480 squadre, andare a controllare singolarmente la partita diventa un lavoro nel lavoro nel lavoro, e soprattutto andrebbe fatto anche a priori, ovvero ritornare indietro nelle 9 giornate, tutte le formazioni, tutte le squadre. È ovvio che parliamo di una situazione assurda, nel senso che già solo per creare la Coppa Tramazza ho impiegato circa 4 ore, voi immaginatevi andare a fare i calcoli in maniera manuale, quindi ahimè su questo non ci si può fare niente, tanto comunque passeranno le prime due di ogni girone, passata la prima fase ovviamente si andrà a giocare con tutte le squadre che ovviamente metteranno la formazione. Purtroppo su questo non ci si può fare niente. Negli anni ho visto che nelle leghe a listone inevitabilmente certi utenti non danno la formazione. Purtroppo su questo non ci si può fare niente, purtroppo in automatico non si può fare niente, andrebbe fatto in maniera manuale e diventa assolutamente un qualcosa di impossibile da fare, perché ci si impiega tempo e si può anche sbagliare qualcosa. Quindi lasciamo così, non c'è problema, tanto le squadre che passano sono quelle che danno la formazione. Allora, in basso a destra, aspetta un attimo. Qui vediamo come si metto così. Ah, così meglio, ok. Eccolo qua, così meglio. Allora, poi. Ciao Luca, ben trovato. Qui, come dicevo, 2 per girone e poi ci sono gli scontri. Sono 4 confederazioni dove si andranno a scontrare. Ogni confederazione ha tipo 8 gironi, le migliori 2 andranno un po' a fare il loro campionatino, fino a che poi ci saranno le finaliste di ogni coppa, che poi andranno a fare ovviamente le ultime semifinali e finale. L'abbiamo fatto così in modo, perché c'era stato questa lamentela all'inizio, non è giusto giocare la finale nell'ultima giornata di campionato, perché chiaramente molte squadre che magari hanno già raggiunto l'obiettivo vanno a mettere dei giocatori non titolari, e questo ci sta ovviamente come punto di vista. Quindi per fare in modo di finire prima la Coppa Tramazza, chiaramente si è fatto quest'anno un blocco dato da Fantacalcio.it. Attenzione, non si è inventato niente. Fantacalcio.it ti dà dei parametri, tu li devi completare, e solo alla fine, perché purtroppo solo alla fine sai se effettivamente hai fatto bene. Questa è la cosa incredibile. Però, ripeto, ce la faremo sicuramente. Abbiamo già il nostro primo ospite di oggi, lo facciamo entrare. Aspetta, eccoti qua. Mario, Ciao, mi senti? buongiorno, sì, mi sento. Buongiorno a te, benvenuto Mario, come stai? Tutto bene, Vedo che tutto sei in bene. viaggio, sei in pullman, vero? Sì, sono in viaggio verso l'aeroporto per Alla grande, alla grande. Allora, in Sardegna. perfetto. Mario, ti dico subito, come ti è venuto in mente quel gol a Nocera? Insomma, l'abbiamo visto e rivisto, un bellissimo punto da parte del Monastir con un gran gol, possiamo dire questo. Sì, diciamo che è stato un bel gol, è stato molto istintivo, non ci ho pensato su più di una volta e è andata bene, però sono contento più che altro per la squadra, perché non meritavamo di perdere, quindi questa è la felicità più grande. Assolutamente, tra l'altro un Monastir che da neopromossa comunque sta facendo il suo bel campionato. Tu che comunque lo scorso anno eri al Latte Dolce, insomma, conosci già un po' la situazione della Serie D, ti aspettavi un Monastir che alla fine andasse comunque a rompere le scatole ai primi della classe? Io sinceramente me lo aspettavo, anche perché a inizio anno, comunque quando arrivi in una squadra nuova, conoscendo già il campionato, ti puoi fare un po' di- di pensieri in testa, e il pensiero c'era. Poi le cose possono andare bene, possono andare male, e può capitare a qualsiasi squadra, però di base sapevo che avremmo fatto bene.
Perfetto, perfetto, perfetto. E sul discorso, allora, ritorniamo un po' anche al campionato che sta facendo il Monastirio. Adesso metto anche in visione la classifica. È ovvio che quel Monastirio ha 24 punti, il Valmontone dista 3 punti. Allora a quel punto è vero che il campionato è ancora lungo, e anche i tuoi colleghi che abbiamo avuto in diretta negli scorsi mesi dicono, però a gennaio, ecco, col mercato può sempre cambiare tanto, e le squadre che alla fine magari sono un po' più indietro, viene da pensare al Cassino che comunque ha trovato la vittoria, possono rinforzare la propria squadra, e il girone di ritorno è come se iniziasse un nuovo campionato. Sì, sì, diciamo che il campionato è lungo, poi quest'anno è molto equilibrato, lo stesso Cassino, Monterotondo, Montespaccato, sono tutte squadre attrezzate e fastidiose. Sicuramente si rinforzeranno e quindi sarà tutto diverso a gennaio. Noi penso, come ti hanno detto anche i miei compagni, pensiamo partita dopo partita e pensiamo a portare ogni volta i 3 punti a casa. Poi a volte ci riusciamo, a volte meno, però l'impegno è sempre quello. Pensiamo domenica dopo domenica. Tra l'altro, dopo la bella vittoria della scorsa giornata, un pareggio in casa della vice capolista non era così scontato. Io ho visto anche gli highlights della partita e ti dico anche che con un po' più di fortuna magari l'avreste anche potuta vincere. Sì, con un po' di fortuna e magari anche per cura nostra potevamo portarlo a Ecco, casa. l'hai detto tu. Sì, sì, perché ci stanno, siamo una squadra giovane, possiamo fare molto meglio e lo sappiamo e lavoriamo per questo con lo staff tutta la settimana per migliorarci ogni settimana. Anche su questo, perché comunque tu fai un ruolo dove sei lì al centro, puoi fare anche diversi ruoli del centrocampo, hai un bel piedino perché comunque si vede, batti anche tutti i Grazie. piazzati. Il mister che comunque quando giocava faceva più o meno il tuo ruolo, ti dà dei consigli, ti dice laddove magari puoi migliorare, anche perché i margini di crescita ci sono assolutamente, sei ancora giovane, hai un gol e 5 assist mi pare, in questa Due. stagione, 2, ok. E beh, chiaramente l'ultimo ovviamente, e Sì. parliamo di tanto potenziale, ecco, avere un allenatore come lui ti può aiutare anche per la Sì, tua sì, annata. certo. Avere un allenatore come il mister, soprattutto ha fatto il mio ruolo, che aveva delle caratteristiche ben precise e aveva un gran calcio sia di destra che di sinistro, mi aiuta molto. Ci confrontiamo spesso, cioè spesso, quasi tutti i giorni, sul mio ruolo, sulle posizioni, su cosa fare in campo, sui piazzati soprattutto, lavoriamo molto, che è una cosa che ci sta portando tanti gol e chiedo spesso consigli su tutti i temi della partita e cerco sempre di imparare qualcosa, sia da lui che dai suoi collaboratori. È solo un Sei più vantaggio per tu che noi. chiedi oppure più lui che ti sprona a dare sempre di più? Devo dire la verità, entrambe le cose. Io sono molto curioso, quindi ogni minima cosa cerco il dettaglio e cerco di migliorare in ogni cosa, quindi chiedo sempre, però anche lui quando appena vede che può darmi un consiglio, una direttiva, me la dà subito. Assolutamente. Andando un po' sul discorso generale, Mario, l'anno scorso diciamo che in Serie D c'è stato un po' una caporetto per le squadre sarde. Ecco, forse quello che è successo lo scorso anno, vedendo un po' anche la classifica di quest'anno, dove diciamo per ora stanno tutte andando bene, è servita quella lezione dello scorso anno, secondo te? Sì, sì, poi io questo secondo anno che gioco in una squadra sarda, devo dire Infatti. la verità, in Sardegna è sempre molto difficile venire a giocare per le squadre di fuori, come per noi magari è difficile andare lì. Quindi penso che quest'anno stiamo sfruttando tutte le squadre, stiamo sfruttando il fattore casa e stiamo comunque anche fuori casa ci stiamo facendo valere. Parlando personalmente, lo scorso anno in casa con Latte Dolce abbiamo battuto penso chiunque, quasi tutti, però fuori casa abbiamo avuto un po' di problemi, quindi quello ci ha frenato un po'. Invece quest'anno stiamo cercando di trovare anche un po' di continuità fuori dalla Sardegna e È questo penso vero, è sta vero. facendo differenza per tutte le squadre sarde. Ma è Ed dovuto è una cosa. secondo te proprio al viaggio, cioè il fatto che comunque io vi ho visto, perché io sono partito a Bergamo sabato e vi ho visto sabato mattina in aeroporto, voi state prendendo l'aereo per Roma mi pare, avevate il Sì, sì, volo un po' più sì, sì, sì. tardi rispetto al mio, insomma comunque
tra gara e pre-gara, gara e ritorno, andando bene sono sempre quei 2 o 3 giorni, poi devi recuperare, Sì, inizia diciamo l'allenamento. che il viaggio incide, poi magari può incidere anche più da un punto di vista mentale che fisico, quando magari le prime partite fuori casa non riesci a vincerle, si crea più uno stato mentale, però penso che quest'anno ci siamo sbloccati sia noi che le altre squadre e quindi non ci sta pesando come lo scorso anno. E questo chiaramente poi va a Questo è un inficiare sulla vantaggio perché, classifica, sì, certo. sì, perché poi in casa ci facciamo valere tutto. Assolutamente. Sul discorso, ecco, io vedo Monastir 24 punti, Budoni 28, Cos 23, Latte Dolce 21, Olbia 19, un po' più indietro, vabbè, ma il discorso di Olbia, insomma, si conosce che ci sono, ahimè, situazioni laterali che magari non vanno a inficiare anche sul rendimento, però è ovvio, tu sei 2 anni in Serie A, tra l'altro tu sei campano, era una sorta di derby questa sfida contro la Nocerina. Io sono anche ex giocatore, no? Cioè, io ho giocato il primo anno da under in Infatti, Serie D, l'ho giocato con loro. Quindi sì, era stata una bella emozione tornare lì perché non ci tornavo da 6 anni. E è stato molto speciale segnare perché c'erano anche i miei genitori a vedermi e dei bello. miei amici, quindi è stata una bella soddisfazione. Poi è Tra stato l'altro bello. lì il pubblico è sempre molto caldo, eh. Sì, sì, è caldissimo, quindi anzi è ancora più bello così perché ti senti giocatore vero. Ecco, proprio su questo, perché anche qui avevamo chiesto comunque anche ai tuoi compagni, anche ad altri giocatori della Serie D, il fatto che c'è differenza tra gli stadi comunque dove vai a giocare in Sardegna e quando vai fuori, quando vai in continente, nel senso che ci sono comunque stadi più caldi che comunque ti servono per, come hai detto bene tu, ti fanno sentire un giocatore di alti livelli perché comunque lo stadio è pieno, ci sono comunque i cori da parte dei tifosi, ci sono anche i fischi, attenzione, perché alla fine, ecco adesso siete sicuramente in Sì, un sì, ma tunnel infatti tu. in Mi galleria. senti sempre? Sì, sì, ti sento sempre, Ok, vai. dicevo, questo comunque è più uno sprone oppure in determinate situazioni può essere anche un limite, perché è vero, quando tu vai a pareggiarla, bene, fai il 2-2 al 94esimo, però in determinate situazioni, quando comunque stai vivendo una situazione particolare, ecco, essere fuori casa lo senti rispetto a quando giochi in casa. Sì, però io penso che personalmente a me mi aiuta, nel senso che mi dà quel pizzico di adrenalina in più che in partita mi fa andare forte. Essendo magari anche un po' più grande rispetto agli altri ragazzi, cerco di aiutare anche i più piccoli a sentirsi a loro agio e a sfruttare questi tifosi e questa faccenda a nostro favore. Quindi per me è una cosa bella, quindi perché ti ho detto, ti ripeto, mi sento calciatore quando gioco in questi stadi e mi aiuta a performare ancora meglio. Assolutamente, questa galleria è lunghissima. Sì, sì. Ecco, a questo punto ti chiedo, gli obiettivi quali sono? Perché comunque parliamo di un campionato che, insomma, è già alla 16ª giornata. È vero che una neopromossa in primis deve pensare a salvare la categoria, anche perché per il Monastir comunque è stata la prima volta, però un pensierino sul fare qualcosa in più vi sta già venendo in mente oppure di base prima pensiamo alla salvezza e poi vediamo quello che può succedere? Come Allora, funziona nella mente? Insomma, anche io, tra voi, tra i ragazzi, nello io, spogliatoio. posso parlare di me personalmente, sono molto ambizioso, quindi di base ad agosto, a settembre mi pongo i miei obiettivi e tra questo c'è quello di fare bene e di provare a stare più in alto possibile. Poi, te l'ho detto, noi siamo squadra giovane, quindi pensiamo domenica dopo domenica. Ora l'obiettivo è fare il meglio possibile domenica con la Palmese, perché comunque se non vinci con loro, poi dopo ti ritrovi comunque a più 3, più 4 dei playout e sei sempre lì. Quindi il primo obiettivo è quello, consolidare tutti i punti che hai fatto fino ad ora, perché sennò magari il pareggio di domenica non vale niente senza la vittoria che andremo a fare. E quindi il primo obiettivo è questo, poi dopo al mese ci riposiamo una settimana. E, Finalmente direi. sì, sì, Aspetta che e poi l'abbiamo cercheremo ah. di ripartire più forti di prima, puntando in alto.
Bene, bene, queste sono Quindi sicuramente l'obiettivo ho detto è la Palmese e poi puntiamo. in chiusura, che così poi ti lascio continuare ovviamente il viaggio. È ovvio che tu hai cambiato squadra, sei arrivato in una squadra giovane, in una squadra che ha tanta ambizione, perché comunque il Monastir si affaccia per la prima volta alla Serie D, e vivendo anche la tua esperienza, che ambiente trovate anche lì nel paese? Comunque c'è tanto entusiasmo e soprattutto c'è tanto calore, perché una delle caratteristiche appunto della Sardegna è il fatto comunque di affezionarsi, di stare sempre più vicino ai giocatori che rappresentano la propria città o il proprio paese, l'identità. L'hai sentita anche qua? Quale può essere anche l'aspetto? Tra l'altro ho visto che c'erano anche un paio di tifosi del Monastir presenti a Nocera, perché ho Sì, visto sì, sì. quando avete segnato siete andati sotto il Coraiolo, e quindi c'è anche qualcuno che parte per seguire il Monastir. Sì, sì, devo dire la verità, ogni settimana quelli che riescono vengono sempre a supportarci anche sia che sia nel Lazio o in Campania. Quindi noi li ringraziamo sempre per questo perché anche se in pochi ci fanno sentire il loro calore. E per il resto Monastir mi sono trovato benissimo, tutti ci trattano bene, soprattutto noi che siamo di fuori, siamo in pochi, però ci trattano come se siamo anche noi del posto. Quindi questa è una cosa che fa piacere, per cui non smetteremo mai di ringraziarli, perché quando uno si sente a casa, anche quando è fuori, è la cosa più bella. Assolutamente. Mario, io ti lascio continuare il tuo ritorno in Sardegna. Ovviamente Grazie, ringraziamo anche il Monastir per questa intervista e ci sentiamo prossimamente. Sarà nostro piacere ovviamente va benissimo, riaverti ospite e speriamo per festeggiare ancora altri punti importanti da parte del Monastir. va Ok? bene, me lo Grazie auguro, mille grazie. Mario e buon Buon rientro. continuamento, grazie mille, ciao. Grazie mille. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. E ringraziamo tanto Mario, ovviamente ringraziamo il Monastir per averci concesso, insomma, questa intervista è bello perché comunque anche in una situazione dove in Serie D il Monastir gioca in casa di una squadra che comunque ha giocato anche a livello professionistico come la Nocerina, sapere anche che ci sono dei tifosi che vanno al seguito, io sono sempre un cultore di queste cose, quindi mi piace tanto anche andare a scoprire in realtà diverse dalla Serie A, Serie B e Serie C, dove comunque ci sono anche dei ragazzi che fanno dei sacrifici per poter seguire la squadra del proprio paese. Questo sicuramente merita un grande applauso. Allora, avevamo una domanda, no, musica avevamo già risposto, quindi ritornando un po', in attesa che poi arrivi anche Diablo alle 10:30, sul discorso relativo a Fanta 131, ripeto, martedì dalle 10 ci sarà è già aperto il mercato, quindi occhio. Un consiglio che vi posso dare, andate un po' a valutare, visto che il prossimo mercato comunque sarà a febbraio, per andare a fare una valutazione a 360 gradi, andate a controllarvi i vostri giocatori da qui sino alla fine del mercato, quali sono le squadre che vanno a incontrare, cioè andarsi un po' a studiare il calendario. Perché questo? Perché chiaramente, ipotizzo, voi dovete dare un nome a caso, lo facciamo, Ken. Voi dovete dare Ken, che si è svalutato tantissimo, però contro che squadre gioca la Fiorentina? Ok, vado a studiarmi il calendario, quindi parliamo di 6-7 partite, non di più, e vedete un po' qual è il calendario che ha quella determinata squadra, perché in determinate situazioni, visto che c'è comunque la possibilità di studiare da un mercato all'altro, vedere un po' quali sono sulla carta, perché ragazzi, non è niente è sicuro. Ci sono squadre che mi viene a pensare la Cremonese che va a vincere in casa del Bologna, ecco, magari non è un risultato così scontato e quindi magari ti fai delle idee che magari così non sono. Però andare a studiare il calendario, andare a vedere certe squadre che tipo di calendario hanno, vi aiutano anche a sfruttare meglio questa finestra di mercato e magari andare a dare dei giocatori o che non sono in forma o che fanno una bella plusvalenza e che hanno un calendario difficile, andare a prendere magari dei giocatori che nel listone attualmente sono sottovalutati
e che magari hanno un calendario da qui alla fine del mercato di riparazione, quindi alla fine di gennaio, hanno un calendario non difficile e a quel punto anche solo per fare la plusvalenza che vi può servire per il mercato di riparazione vero e proprio, ovvero quello di febbraio, può essere una strategia. È un qualcosa che io ho utilizzato anche nelle leghe tra amici, ha funzionato e non ha funzionato, però è un qualcosa che se avete un po' più di tempo vi può aiutare a fare delle scelte oculate, perché è vero che il fantacalcio è un gioco, è vero che c'è il famoso fattore C, ma ci vuole anche strategia, ci vuole anche comunque capire in che situazione sei, in che periodo sei, chi sta rendendo, chi non sta rendendo, chi rientra dall'infortunio, quali squadre stanno cambiando il loro modo di giocare e quali giocatori magari stanno cambiando anche il proprio ruolo in campo. Ecco, tutte queste dinamiche chiaramente vi servono affinché i vostri giocatori o quelli che potenzialmente potreste comprare vadano a rendere il meglio possibile, mettiamola da questo punto di vista. Allora faccio, bella storia monastica, quanti derby contro di loro vissuti da bambino. Eh sì, è una bella storia, tra l'altro c'è tanto entusiasmo ed è bello perché comunque parliamo di una realtà che comunque allo stato attuale è la seconda squadra nel Cagliaritano, quindi comunque un progetto che comunque va avanti e la Serie D non è assolutamente semplice e il Monastir sta facendo vedere belle cose. Ecco che il pareggio contro la Nocerina, una squadra che ripeto storica, poi un bel gol al 94esimo, ecco un 2-2 che ci sta e che sicuramente dà tanta energia, perché dalla Serie A e campetti di periferia vincere aiuta a vincere, questa è una regola globale e quando poi c'è l'entusiasmo, l'avete visto anche Mario quanto era comunque contento, entusiasta, lui ci crede, ecco questo è sicuramente importante perché al di là dei mezzi tecnici ciò che ormai comanda è questo, è la mente. Se tu sei mentalmente a posto, non dico libero da ogni problema, però comunque concentrato, ecco che la rendita sicuramente va a migliorare, questo è un dato di fatto, non solo nello sport ma anche al lavoro. Allora, ti sei perso la risposta. Passano le prime due di ogni girone. All'interno di ogni coppa ci sono 8 gironi che poi si andranno a scontrare. Sono 4 coppe, quindi alla fine ci saranno 4 squadre, ovvero la vincitrice di ogni singola confederazione che andranno a sfidarsi in semifinale e finale e poi ci sarà un'unica squadra vincitrice. Era l'unico modo per poter inserire, ripeto, 480 squadre. L'unico modo, anche perché comunque Fantacalcio ha dei paletti importanti, nel senso che da quest'anno hanno aumentato le squadre da 250 a 520. Per la Coppa l'hanno un po' migliorata secondo loro, ma effettivamente hai troppi paletti ed è veramente difficile anche andare a fare un singolo cambiamento. Non c'è questa praticità e vi posso garantire che anche spostare un singolo risultato rischi poi di fare le cose fatte male e quindi rischi di rovinare tutto. Quindi quello che io dico, ho provato a vedere, ho visto che è un po' complicato, non voglio andare a rovinare, perché se è vero che ci sono quelle 10-12 squadre che magari non stanno dando la formazione, ce ne sono oltre 400 che comunque la stanno dando e che comunque vogliono giocarsela sino in fondo. Ok? Allora, a fine gennaio, dopo il mercato che si riapre. Allora, quello dobbiamo ancora decidere quanto, perché si daranno anche dei crediti aggiuntivi. Dobbiamo vedere un attimino, non ne abbiamo ancora parlato, vi dico la verità. Ci sarà il classico mercato di riparazione. Quello che un tempo si faceva, il primo mercato, il mercato di riparazione, fine. Questo le prime leghe al fantacalcio. Poi si sono create ovviamente anche e soprattutto dovuto agli infortuni, ma anche, penso alla Lega tra amici, il fatto di potersi vedere, perché in determinate situazioni, soprattutto con la fine delle scuole, insomma, ognuno magari si crea la famiglia e hai sempre meno tempo per vedere i tuoi amici e allora il fantacalcio diventa uno dei pochi motivi rimasti per potersi vedere. Quindi magari si vanno a creare anche dei mercati solo per il fatto di potersi vedere. Può essere una scusa alla fine per passare una serata insieme. Quindi quest'anno sono stati aumentati il numero dei mercati
sia per un discorso anche per agevolare ovviamente gli abbonati e ringraziarli appunto del supporto che ci danno, sia perché, e questo è l'esempio del mercato di Natale, ci sono stati diversi infortuni e quindi pareva giusto aprirlo, però con dei paletti, perché il rischio in un mercato a listone, in una lega a listone, è che se tu apri troppi rubinetti ci sono troppe squadre uguali. Questo è il grosso limite del listone. Quindi da questo punto di vista si apre, ma con determinati paletti. A quel punto un utente deve fare delle scelte. Ok, voglio quel giocatore, quindi devo sacrificare quest'altro giocatore. Se invece si dessero cambi, non dico illimitati ma ampi, crediti aggiuntivi, alla fine della fiera ci sarebbero molte squadre simili. Già ci sono, a prescindere, perché è ovvio che su un bacino di 500 squadre ci sono molte squadre simili, però giocando in questa maniera riesci un po' ad avere un po' di variabili e di varietà soprattutto delle rose, quindi questo è sicuramente importante. Allora, tra l'altro non vedo collegato, quindi sto chiedendo. Dunque, la prossima giornata si gioca con il 6 politico. Allora, bravo Alberto che l'hai ricordato. No, nel senso che, visto che parliamo di Supercoppa e visto che parliamo di una situazione dove molte big, quindi parliamo di Napoli, Milan, Inter, Bologna, comunque non vanno a giocare, pareva insomma una forzatura a mettere il 6 politico, perché giustamente chi ha degli attaccanti di queste squadre, chi ha comunque giocatori offensivi e che magari ha anche degli infortunati, rischia poi di giocare in 10, e quindi siccome alla fine la vanno a recuperare per il 16 gennaio, adesso vado a memoria, però vado un attimo a controllarla nel sito. Allora, anticipi e posticipi, vediamo un po'. Dunque era la 16ª, eccola qua. Allora, recupero Supercoppa. Dunque, mercoledì 14 gennaio ci sarà Napoli-Parma. Mercoledì, sempre 14 gennaio, però alle 20:45 ci sarà Inter-Lecce. Giovedì 15 Verona-Bologna e giovedì 15 sempre alle 20:45 Como-Milan. Quindi Napoli, Parma, Inter, Lecce, Verona, Bologna, come Milan avrebbero preso il 6 politico. Eccessivo, me lo posso garantire, perché quando è successo l'anno scorso, la prima volta, in alcune leghe dove ho partecipato si era messo il 6 politico e ci sono state delle problematiche. Quindi, siccome alla fine si tratta di aspettare 3 settimane, ecco, diverso se le avessero recuperate ad aprile. Ecco, allora a quel punto non si può fare niente. Siccome però le recuperano entro un mese, alla fine dico teniamo in stand by tra virgolette la 16ª giornata, che poi verrà recuperata. Mi pare corretto dare la possibilità a tutti di poter schierare la miglior formazione, quindi non contare ben 4 partite, quindi con 8 squadre su 20 non è la scelta migliore. A parte che io di base sono contro il 6 politico, nel senso che ormai penso che ci siano delle situazioni tali da dire ok, mettiamo in freezer la giornata, si recupererà entro breve. Poi ci sono state ovviamente no Master ha avuto evidentemente delle problematiche, manca non è riuscito a venire, quindi attendiamo Vittorio, che tra l'altro non mi ha ancora risposto, aspetta, mi scrivo. Ok, vediamo un po'. Ma bravo che me l'hai ricordato. Quindi dicevo, la giornata rimarrà in stand by, non verrà calcolata e quindi ci sarà la possibilità di recuperare entro 3 settimane. È la scelta migliore, ripeto. Il 6 politico ormai è passato quel tempo, nel senso che un tempo c'erano anche, quando veniva comunque bloccata e rinviata la partita, le famose piogge a Marassi, ok, prendiamo il 6 politico, si creavano anche dei sotterfugi dove ok, tanto quella partita non la vado a giocare, allora mi metto il portiere di quella partita e quindi mi becco il 6, mi metto tutti i difensori, così c'ho
la difesa con almeno 2 o 3 6, insomma, erano degli escamotage che sinceramente vanno un po' a far storcere il naso, perché lì non è il fattore C, non è strategia, ma è proprio una situazione dove ti sei trovato in una situazione particolare dove quella partita è stata rinviata, quindi mi prendo il 6 politico. Qui comunque della Supercoppa si sa da mesi, perché non è una novità, e quindi è giusto andare a mettere un po' anche un paletto dove, ok, il 6 politico non va, si aspettano 3 settimane e si vanno a schierare comunque i giocatori quando sono realmente in campo. Questo mi pare che sia la scelta più logica e più giusta proprio per il discorso di veridicità del campionato. Detto che comunque posso dirlo che questa Supercoppa fa un po' ridere messa così. Questo è un piccolo particolare, ma lo dico soprattutto magari da fantallenatore, perché per me è assurdo in pieno campionato andare a rinviare 4 partite. È vero che per fortuna le recuperano quanto prima, però è proprio il principio, cioè a quel punto crea una situazione dove c'è la sosta di un campionato e allora le squadre che giocano la Supercoppa vanno a giocare la Supercoppa. Ma mettere una giornata con 6 partite su 10 che si giocano e 4 che si recuperano 3 settimane dopo per giocare una competizione che è stata allargata per altri motivi, sinceramente mi fa decisamente storcere il naso, assolutamente. Quindi il 6 politico mi pareva ancora di più una forzatura, assolutamente. Non mi pare una cosa corretta e tra l'altro, da quel che ho capito, pare che si andrà proprio sull'eliminazione totale del 6 politico. Questo un po' circolava nelle segrete stanze del discorso dei creators di Fantacalcio, perché comunque era un qualcosa che serviva un tempo. Ora con tutte le situazioni che ci sono, anche con tutti gli strumenti che ci sono, mi pare anche una cosa assurda. Allora, Daily dice, aveva senso infatti una sosta da Natale Capoanno per tutti mentre loro giocavano, essendo velo pietoso su questa forma del contesto in cui si gioca. Sì, sì, ma infatti, ripeto, se tu decidi di fare una competizione così, blocca il campionato, bloccalo per una giornata. Ripeto, il fatto di dover mettere sempre, inserire 5.000 situazioni dove si giocano i 2 o 3 giorni, metti la Coppa Italia, quello e quell'altro, le nazionali, adesso c'è la Coppa d'Africa, cioè è proprio una situazione paradossale, perché ci sarebbero tutte le situazioni per poterla gestire. Questa della Supercoppa, col fatto che, parliamoci anche chiaramente, perché un conto è Napoli-Parma, ok? Attualmente il Parma comunque va a Napoli contro una squadra che ha un certo tipo di forma. E noi non sappiamo fra 3 settimane che tipo di Napoli sarà, ma anche lo stesso Inter-Lecce, Verona-Bologna. Vedere il Bologna di adesso, cosa sarà il Bologna tra 3 settimane. Il Verona magari può prendere o meno i punti, cioè è anche il diverso il far giocare nella stessa giornata partite con date a distanza di un mese. È assurdo, perché comunque tu segui ora, tu incontri quella squadra in quel determinato stato di forma e tutte le squadre si incontrano in quel determinato momento. Andare a traslare una giornata e dividerla in 2 a distanza di un mese per me è assurdo. Vero che siamo a dicembre, quindi c'è ancora tempo, però sono tutte situazioni che non servono, semplicemente si complica ancora di più la situazione. Siccome ci sono ben 3 squadre che lottano per non retrocedere, perché parliamo di Parma, di Lecce e di Verona, su 4 partite, anche qui poi uno dirà, vabbè, ci sono anche loro che giocano lo scudetto, ma è diverso, perché la lotta a salvezza è diversa dalla lotta a scudetto, perché ha altre dinamiche, altre problematiche. Quindi, allora, come si dice, speriamo non ci siano cataclismi perché non c'è mai tempo di recuperare le partite con sti calendari. No, ho già deciso, mercoledì 14 2 partite e giovedì 15 2 partite. Quindi è che chiaramente
Ma vi dico, meno male che non c'è il Cagliari di mezzo, perché anche lì succede una situazione dove quelle squadre in quella settimana avranno 3 partite. Avranno 3 partite da giocare in una settimana, che può essere positivo e può essere negativo. E alla fine i giocatori si infortunano, a fine stagione le finali sono imbarazzanti. È vero, ripeto. Perché sono tutti stanchi, sapendo tantissimo di calcio così, FIFA e UEFA con le nuove formule danno più soldi ai club ricchi alla fine della Superlega. È vero anche questo, ripeto, ci sono delle situazioni che purtroppo si andrà sempre peggio perché quello che si vuole fare alla fine è quello di creare un ciclo continuo, partite in maniera continua perché il business va da questo punto di vista e chiaramente quello che ne va a pagare sono magari i tifosi in primis e anche chi comunque, il fantacalcio ricordiamo che ha oltre 6 milioni di giocatori in Italia, non sono pochi. E certe partite vengono viste solo perché si gioca al fantacalcio, non per altro. Però, ripeto, si può essere solo spettatori da questo punto di vista. Assolutamente. Allora, tra l'altro, oggi potrebbe essere la giornata X. Scusate, che devo scrivere. Ciao Robby, ben trovato. Sì, sto aspettando che si colleghi, tra l'altro, che non mi ha ancora risposto. Davide dice, succedeva anche la vecchia intercontinentale, ma era una partita ed era un calendario. Sì, assolutamente. Però poi lì era un qualcosa di... Cioè, lì aveva più senso, perché comunque parliamo della Coppa Intercontinentale, ma una Supercoppa italiana, che ricordiamo, nasce come la sfida ad agosto, che era la prima vera partita, tra chi vinceva lo scudetto e chi vinceva la Coppa. E quindi ti guardavi la prima partita, che di solito era di sabato notte, e quindi ti guardavi la prima reale partita prima che iniziasse il campionato. Ora, col fatto che comunque si debba cercare di coinvolgere più squadre, si va lì per svariati motivi, che poi il motivo è sempre il solito, perde un po' anche di quella caratteristica, quella della competizione italiana. Io non so poi quanti tifosi effettivamente andranno a seguire la squadra, però a quel punto sappiamo che viene meno il discorso di spettacolo, identità a cospetto del discorso economico, perché questo, ahimè, è questa la triste realtà. Poi allora sì, per ora hanno deciso, ma basta un po' di pioggia di troppo e poi se salta una partita non la recuperi più. Allora, da quel che ho capito, perché non l'ho vista la regola, però pare che viste le tra virgolette schifezze fatte negli scorsi anni, mi viene a pensare su tutte a campionato finito la sfida Atalanta-Fiorentina, pare che diano la priorità nel momento in cui ci sono dei recuperi a recuperare il prima possibile, piuttosto spostano le date, non ovviamente dell'Europa, ma le date di Coppa Italia e si trovano comunque degli incastri per far sì che quello che successe, soprattutto con l'Atalanta-Fiorentina, non venga più ripetuto, perché quello è stata secondo me l'apice, giocare una partita che non aveva quasi senso a campionato finito è proprio stato l'apoteosi. Quindi penso che da quella l'avevo letto da qualche parte che effettivamente si erano resi conto di averla tirata in maniera eccessiva. Allora, Luca, secondo te alla fine come Milan ha perso i concreti? Allora, dicevano di no, però pare si stia riaprendo. Anche lì caliamo un velo pietoso, nel senso che si sta trovando, è vero che dicono, però anche altri campionati lo fanno. A noi interessa il campionato italiano e questa situazione, questo allontanamento quasi, anche se è una singola partita, perché la devi andare a giocare in Australia? Lo sappiamo il motivo, ma non è il senso, cioè è un qualcosa, è un campionato italiano che si deve necessariamente giocare in Italia, perché altrimenti che cosa può succedere? Perché visto che rispetto a 10 anni fa ci avessero detto guardate che tra 10 anni ci saranno queste situazioni qua, probabilmente mi sarei messa a ridere. Quindi, siccome era già impossibile prima, il fatto che si stia andando verso quella direzione, allora fra 10-15 anni magari 5-6 partite del campionato italiano si giocheranno in giro per il mondo. Non ha senso. Non ha senso perché uno degli spot, il calcio è della gente, viene meno. Perché tu stai togliendo
una partita a quei tifosi che non solo hanno fatto l'abbonamento, ma i sacrifici che vanno a fare, perché non tutti abitano a fianco allo stadio. Quindi da questo punto di vista sicuramente non va bene, cioè si sta andando in una direzione che non va assolutamente bene. Però vedo che c'è il nostro ospite, allora lo facciamo entrare. Vito? Ciao, ciao Luca, Eccoti, scusa, ma c'erano ma dei lavori in tranquillo, corso e non ti non potevo, preoccupare. non Come potevo. stai? Sì, tutto bene, dai. Alla Voi grande. tutto bene? Saluto Sì, tutti e sì. scusate il ritardo. Non ti preoccupare, grazie mille. Vittorio, tra l'altro c'era anche Roby Garau che ti saluta, che Ah, grazie, appena grazie. Salutalo tanto, ma è in diretta? era collegato in chat, era collegato Ah, in ho chat. capito. Ciao. Vito, allora, entriamo un po' a gamba tesa, nel senso che dopo il pareggio del Cagliari, dopo la vittoria del Cagliari contro la Roma e la sconfitta del Cagliari a Bergamo, insomma, è passato un po' il periodo dove c'erano Juventus, Napoli in Coppa Italia, Atalanta e Roma. E ora arrivano un'altra serie di partite, 5 esattamente, dove ci sono più o meno 4 scontri diretti, perché il Cagliari giocherà col Pisa, giocherà col Torino, in casa contro il Milan, giocherà a Cremona e poi la prima del girone di ritorno contro il Genoa. Quindi diciamo che si è visto un Cagliari, almeno ti chiedo come l'hai visto il Cagliari di quest'ultimo periodo e se può essere anche i risultati, anche le prestazioni possano dare quell'energia necessaria dove ora servono necessariamente i punti, al di là della prestazione. Ma i punti servono sempre, al di là della prestazione, proprio perché è inutile giocare bene se poi non porti a casa dei punti. Eh, Si può anche dire che credo l'ultima partita con l'Atalanta il Cagliari non abbia meditato la sconfitta, ma forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Però il calcio è questo. E adesso ci sono degli scontri, come hai detto tu, che possono essere interessanti, anzi quasi fondamentali, perché siamo già a metà del campionato e quindi adesso c'è bisogno di fare i punti. Se non ricordo male, la classifica ci dà 14 punti, ma siamo solo a 2 punti dalla zona della retrocessione o Esatto, il perlomeno dalla Verona. terzultima. Quindi Sì. adesso è inutile recriminare, inutile dire abbiamo giocato bene, ma purtroppo il risultato ci ha penalizzato. Questo è vero. Adesso bisogna fare i punti. Col Pisa è una partita fondamentale perché la Terrestri veramente ha parecchi punti sotto e quindi insieme alla Fiorentina, che in questo momento la vedo in grossa difficoltà sia di risultati di gioco, c'è questo problema adesso anche con i tifosi che insomma la stanno contestando in pratica da inizio campionato, perché non ha ancora vinto una partita, ha fatto solo 6 punti, 6 pareggi in tutto il campionato, in 15, credo 15 partite, quante siano, e per una squadra che negli anni passati è arrivata 2 volte in finale di Conference League, una volta in semifinale, ed è sempre arrivata comunque nelle prime 6, 7, 8 squadre, di certo non si aspettava un campionato così scarso, non nemmeno mediocre, ma proprio scarso. Quindi adesso abbiamo queste partite, Pisa fondamentale, Torino potrebbe essere una partita lo stesso importantissima, il Milan non la metterei nelle partite che potrebbero interessare negli scontri diretti, perché conosciamo la classifica del Milan, quindi non è sicuramente uno scontro diretto, ma gli altri due pure sono da vincere, quindi o comunque da giocarsela per poter portare dei punti a casa. Peccato perché ripeto, nonostante si giochi bene o comunque non si meriti di perdere, i risultati non stanno arrivando e poi le altre stanno Sì. cominciando a marciare. Quelle che Sì. stavano dietro di noi, vedi il Verona, non avevamo mai vinto una partita, adesso ne ha Ne ha vinte vinto 2. 2. Il Pisa lo stesso se la gioca con tutti. L'Udinese sta facendo dei buoni risultati. Il Genoa adesso con l'avvento di De Rossi in panchina, anche domenica sì è vero che ha perso, però ha giocato alla pari con la squadra che credo che fosse l'Inter. Quindi credo che ci sarà da lottare. Assolutamente, a questo punto diventa, per andare al prossimo futuro, la sfida contro il Pisa. È ovvio che il Cagliari ha solo un risultato, nel senso che
al di là della prestazione, al di là della pacca sulle spalle, perché chiaramente dico sì, contro l'Atalanta ha fatto una bella prestazione, magari non meritava la sconfitta, ti danno la pacca sulle spalle, però alla fine quello che rimane sono 0 punti. E come hai detto bene tu, le altre squadre che stanno lottando per la salvezza, qualche punto lo stanno facendo. È ovvio che la partita contro il Pisa in casa è fondamentale andare a vincere, anche senza convincere, per come la vedo io. Cioè, l'importante sono i 3 punti. Poi può essere anche una partita sporca, brutta, cattiva, ma l'importante è portare a casa i 3 punti, Vito. Sì, 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 no, hai detto benissimo. Io mi ricordo tempi addietro, un certo Emiliano Mondonico con la Cremonese, Mamma mia. grande allenatore, grande personaggio, che giocava forse il calcio migliore, però purtroppo retrocesse con la Cremonese, anche nonostante giocando delle partite alla pari con tutte parlo a livello anche di squadre scudettate, insomma, quindi non influisce questo. Sicuramente ti fanno i complimenti, però poi alla fine se retrocedi non è una cosa positiva. Noi adesso abbiamo queste partite. Pisacane sta dimostrando insomma che ha delle idee importanti a livello anche di gioco, i giocatori lo stanno seguendo, trovo questo ragazzo, un P Esposito, scusami P Seba Esposito, Esposito. Sebastiano Esposito, Sì. che sta facendo secondo me delle ottime cose a Cagliari, nonostante una partenza dove tutti lo davano insomma per un giocatore che non meritava di giocare, invece secondo me anche domenica ha fatto delle cose importanti. Probabilmente è quello che in questo momento non sta funzionando benissimo come del resto da tanti anni è la fase difensiva, perché ogni volta che veniamo attaccati c'è qualche problema di subire gol. Bisognerà secondo me nel mercato di gennaio, se si troverà un difensore a livello importante, cercare di acquisirlo e di dare un gioco, una difesa importante al Cagliari, e quindi credo che questo secondo me sarà il punto importante. Gaetano adesso ha ripreso a giocare come fece 2 anni fa quando arrivò a gennaio, nel mercato di gennaio, sta facendo vedere il suo reale valore, ma io ripeto, Gaetano è uno di quei giocatori che può essere paragonato, non voglio dire un campione, ma un buon giocatore, se non forse anche a più di un buon giocatore. Però il suo debole è la costanza, cioè nel senso che magari ti gioca 1-2 belle partite e poi troppo bello, si addormenta, si rilassa, e invece uno come lui con le sue qualità il Cagliari servirebbe che giocasse, non voglio dire 38 partite, ma almeno 30 a livelli importanti, Certo. che vorrebbero dire sicuramente almeno 7, 8, 10 gol. E per una squadra come Cagliari il gol di un centrocampista o comunque di un trequartista, come lo vogliamo chiamare, sarebbero importanti e farebbero veramente comodo. Tra l'altro ci sono tanti commenti, Vito, su di te, ovviamente. Allora, grande Vittorio Pucetto, 7 gol in un campionato per un fluidificante, tanta roba. I gol da calcio d'angolo me li ricordo ancora, ero bambino. E qui chi se li dimentica quei gol? Assolutamente. Tra l'altro, stavamo parlando, abbiamo avuto tempo fa ospite Walter Zeng, e quando l'ho contattato gli ho ricordato il gol che tu gli feci con la maglia del Torino. Era il tuo primo gol in assoluto? A livello In di Serie A, sì. vero? A livello Era di il Serie A, primo? sì, a livello insomma, da professionisti no, perché ne avevo No. fatto già 2 col Cagliari, Esatto. e Però in quindi Serie A era il quello. E primo. poi era che ero entrato proprio da 2 minuti, 3 minuti, allora si era fatto male Francini, uno scontro credo con Sì. quello Bacca, adesso non vorrei dire cose che non sono certo, insomma non me le ricordo proprio bene, ma credo fosse una cosa del genere. Al 41esimo, al 42esimo ho sfiorato il gol e al 44esimo l'ho fatto con Zenga, con questo completino celeste da confettino, insomma. Era la prima volta che lo usava e credo che non l'abbia nemmeno più usata, perché prese 3 gol, finì 3-3 la partita, e comunque ho fatto 2 gol a Zenga, tutte e 2 le partite sono finite 3-3 e sempre ho fatto il secondo gol, anche col Cagliari finì 3-3 e poi finì 3-3 anche quella.
approfittando proprio di questo, Vito, ti chiedo una tua opinione su Palestra e su Idrissi, nel senso che sono due esterni diversi tra di loro, però ovviamente Palestra lo senti ovunque, si è visto da subito quale può essere l'impatto e quale può essere la potenzialità di questo giocatore, però anche Idrissi, nel vivaio del Cagliari, insomma, piano piano si sta adattando a questa Serie A. Tra l'altro ho avuto la possibilità di intervistarlo nello scorso Porte Aperte del Cagliari con i tifosi, perché si è presentato lui a fine gara e lui si sta iniziando ad ambientare in questa Serie A. Ti chiedo una tua opinione su questi esterni del calcio moderno, un po' diversi rispetto al tuo ruolo che facevi, però fondamentalmente io vedo molte somiglianze. Allora, Palestra lo trovo già un giocatore importante anche per certe squadre, a certi livelli, sta giocando con una voglia, con un coraggio, con una determinazione importante, sembra quasi un veterano, e invece sta giocando proprio con la lucidità del ragazzino, cioè con la voglia di un ragazzino, non di un veterano. E quindi questo gli permette di avere questa esuberanza importante che poi gli permette in quella fascia di dare il massimo e di mettere in difficoltà sempre tutti gli avversari che va ad incontrare. Idrissi lo trovo ancora un po' acerbo, anche se sicuramente è un buon giocatore, sta cercando di mettersi in mostra, ha fatto anche delle buone cose, se non mi sbaglio ha fatto anche un gol, ne ha sfiorato degli altri e credo che tutto sommato stiano facendo entrambi bene, Palestra con un pochettino meglio, forse anche perché sta giocando con più continuità. Se mi permetti, quello che mi piace di questo Cagliari, nonostante, ripeto, i pochi punti che abbiamo fatto, è che sta giocando con 9 italiani. Cioè quasi tutte le partite sta giocando con 9 italiani e credo che sia l'unica squadra in Italia che stia giocando con così tanti italiani e che sta facendo vedere anche un discreto calcio. Quindi vuol dire che i calciatori italiani non sono scarsi, non sono da meno di quelli che ogni anno purtroppo stranieri arrivano in Italia, che invece secondo me il più delle volte non hanno niente a che vedere con i calciatori italiani, nel senso che sono molto più scarsi di quelli che giocano, che sono italiani e che giocano in Italia. Beh, se facciamo ad esempio proprio l'esempio del Como, che alla fine non ha nemmeno un italiano, ha 11 giocatori stranieri, che gioca un calcio con un allenatore che comunque ha un altro tipo di, possiamo dire, un altro tipo di scuola, un altro tipo di educazione, perché comunque arriva dal discorso Spagna, Guardiola, insomma, è un No, qualcosa di diverso, però è detto bene, il Cagliari comunque, proprio per un progetto anche di giovani, un progetto italiano, un progetto sardo, che è importante anche per una questione di identità, questo lo sappiamo, certo. sembrano frasi fatte, ma effettivamente se mai le metti sul piatto mai si fanno. Allora, se mi permetti, è vero che il Como settimo in classifica con Eh credo sì, dopo la 24 punti. sconfitta, sì, Adesso sì, non vorrei dire, dopo ha la perso sconfitta le ieri, sì, ultime, settima, sì, dopo le ultime ha due ha perso le perso. ultime due partite, credo, e perciò si è un po' staccata dai primi posti, ma comunque il campionato del Como, almeno per questa stagione, dovrebbe essere da una classifica forse anche per qualificarsi in Europa League o comunque in Conference League. Però bisogna anche dire che il Como c'ha una proprietà importante, credo che siano i proprietari più ricchi del calcio italiano, Sì, sì. hanno speso 150 milioni o comunque qualcosa del genere nel mercato di questa stagione per il momento, e a gennaio potrebbero anche, non credo che abbiano problemi di rimettere mano al portafoglio e di vedere se manca qualche altro giocatore di comprarlo. Quindi è vero che il Como è lì a 24 punti, ma è anche vero che appunto non gioca con un italiano e ha speso tantissimo in un mercato. Che poi faccio vedere un bel calcio, è anche vero questo, ma con dei E direi giocatori anche che meno male con arrivano, quello che spende. appunto, arrivano anche giocatori che sono del Real Madrid, voglio dire, Sì, tipo Nico Pass, quindi esatto. di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra costruita su una rosa di 25 giocatori, credo, almeno 12, 13, 14 italiani, di cui 9 ne vanno in campo, parliamo del Cagliari, e di un'altra che invece non sanno italiano, che però ha speso anche 150 milioni nel mercato.
È vero, è vero. Ti giro una domanda di un nostro utente, Gate075. Si è alzata la quota salvezza, Vittorio, secondo te? Cioè quest'anno rispetto agli altri anni, dove magari avevi già una squadra, tra virgolette, Cenerentola, dovrebbe essere la Fiorentina quest'anno, però sinceramente, insomma, si fa fatica a pensare che la Fiorentina, detto che è in una situazione veramente tragica per le aspettative che c'erano all'inizio stagione, però quest'anno, almeno da queste prime 16 partite, non mi è sembrato di vedere una squadra che dice ok, quella sicuramente andrà in Serie B. E questo non è una buona notizia, diciamo. Ma sai, le stagioni però a volte purtroppo nascono male e finiscono peggio. Questa mi auguro di no per la Fiorentina, mi auguro per il bene che voglio alla Fiorentina, perché sono un ex anche di questa squadra, mi sono trovato molto bene come a Verona, sono le squadre che poi mi piacciono tanto, ma tutte quelle che purtroppo stanno lottando per non retrocedere sono tutte le squadre dove io ho giocato, Verona, Torino, Cagliari, Vero. Fiorentina, e voglio bene a tutte. Io sono tifoso del Cagliari, lo sappiamo, quindi mi auguro che il Cagliari sia in quelle squadre che poi alla fine si salvino, e spero che lo sia anche la Fiorentina, il Torino, ho giocato anche nel Genoa, quindi sono tutte squadre ex mie. E quindi quello che più mi preme dire è che poi alla fine io credo che si inseriranno anche delle altre squadre che magari in questo momento sono più in alto. Ricordo l'Empoli dello scorso anno con D'Aversa, iniziò un campionato, sembrava dovesse arrivare addirittura, se non sbaglio è stato pure prima in classifica, adesso non vorrei dire Sì, 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 una sì, sì. stupidaggine, ma o comunque è stato tra le prime, che poi invece a fine campionato è retrocesso. Quindi poi in questo campionato con i 3 punti può succedere qualsiasi cosa. Certo che la Fiorentina la vedo un po' più in difficoltà rispetto a tutte le altre. Credo che però la quota salvezza sia sempre sui 34-35 punti, pressa poco quella. Poi ci può essere 2 squadre che possono arrivare a quei punti lì, magari altre 2 un po' meno, però la quota salvezza credo che sia sempre sui 34-35 anni, come è da tanti anni. Eh sì, ormai la quota 40 è decisamente più bassa, non esiste più. Ma io credo che a 40 si siano salvate tante squadre, credo che, ripeto, quello che farà la differenza saranno gli scontri diretti. Gli scontri diretti saranno quelli che poi alla fine determineranno il risultato finale e la classifica. Assolutamente. Allora, c'era un'altra domanda, ecco, un Usitan che ci dice cosa ne pensa Vittorio Di Prati Registra, lui che ha giocato con Matteoli? Guarda, purtroppo questa è una discussione che ogni volta che vengo intervistato o comunque mi chiedono di questo giocatore, devo dare sempre purtroppo la stessa risposta. Secondo me Prati è un giocatore che ancora nel Cagliari non è né carne né pesce, non si è integrato bene, nonostante le sue buone qualità, credo che le abbia dimostrate quando gioca nell'Under 21 facendo delle buone partite che io ho seguito e ho visto giocare un altro tipo di giocatore che non ho ancora visto invece nel Cagliari. Si può dire anche che è giovane, bisogna farlo maturare e crescere ancora, però questo credo sia la terza o quarta stagione che si ha già nel Terza. Cagliari, Sì, adesso sì. non voglio dire niente, forse la terza. E dopo 3 stagioni ancora stiamo parlando delle qualità di questo ragazzo che ancora non ha dimostrato al 100% nel Cagliari, e viene difficile poi dire diamogli ancora la possibilità di crescere, però sai, le qualità ci sono, ripeto, lo vorrei, probabilmente non si è integrato nel gioco che il Cagliari fa, però il problema è che poi il gioco del Cagliari sono cambiati tanti Sì. allenatori e non credo che tutti gli allenatori abbiano lo stesso tipo di gioco. È arrivato Ranieri e ha fatto fatica, c'era Nicola e ha fatto fatica, c'è adesso Pisacane e sta facendo fatica. Quindi poi sai cos'è, le scusanti alla fine finiscono, e credo che anche i tifosi non siano felicissimi del gioco che sta facendo vedere Prati. Mi dispiace invece per l'infortunio di Felici, che io reputo un buon giocatore, che ogni volta è quello che non sono invece mai riuscito a capire, perché entrava sempre nel secondo tempo e non giocava mai da titolare, perché secondo me
ha delle qualità e delle doti a livello di corsa, anche di finalizzazione. Credo che sia uno di quelli che poi alla fine riesca a far gol meglio degli altri, e mi dispiace che non sia dall'inizio stato mai tenuto in considerazione e che purtroppo l'abbiamo perso, credo, togliamo il Sì, credo no, per tutta no, la si sente tutto il stagione, campionato, per sì. tutta la stagione, che lo rivedremo il prossimo anno. Questo mi dispiace molto. È un peccato perché ricordiamo che comunque Felice era praticamente venduto, quindi poi Sì, saltò la cessione, ha fatto un ottimo inizio di campionato, tra l'altro in una squadra, Vittorio, parliamoci chiaramente, in pochi sono in grado di saltare l'uomo. Felice era uno di quelli che era in grado di saltare l'uomo. sì, sì, no, E ma infatti quindi vai a perdere proprio quel giocatore in grado di cambiare anche a gare in corso, perché sai, io l'avevo chiesto a Pisacane, proprio questo discorso di Felici, sul rendimento di Felici dal primo minuto e a gare in corso. Dal primo minuto faceva un po' più fatica, a gare in corso dava quello strappo necessario dove riusciva a fare la differenza. Dobbiamo pensare ad esempio il gol che fece a Verona, il 2-2. sì, 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 Quindi no, appunto. era È quello quello che un po' la stavo situazione. notando anche io, che quando entrava faceva la differenza, però non gli hanno, è vero che non ne hanno mai nemmeno dato la possibilità dall'inizio, o se non in qualche partita, di Certo, mettersi in mostra dal primo minuto fino al 90esimo. Quindi non c'è la controparte da dire certo, certo. sì, è vero, quando inizia, quando gioca a gara iniziata fa bene, quando inizia dall'inizio fa fatica. Non c'è stata la possibilità di vederlo proprio per più partite Esatto. a gara dall'inizio, insomma. Mentre diventa sempre più fondamentale Vito De Iola. Mi pare che anche chi Ma diceva ma perché questo è un giocatore che parte titolare, passano gli allenatori, chiunque lo mette, e mi pare che anche in queste ultime partite si è vista, si è sentita soprattutto la sua mancanza in quelle 3 gare che ha saltato. allora, io da quando ho allenato De Iola, l'ultima stagione era nel 2015 con la primavera del Cagliari, ho sempre detto che De Iola è bah, un giocatore fondamentale per questo Cagliari. Lo sta dimostrando lui, lo stanno dimostrando tutti gli allenatori che sono arrivati a Cagliari, e credo che anche qualche tifoso si stia rimangiando un po' quello che è sempre stato il pensiero di tanti, nel senso che De Iola sbagliava un sacco di passaggi, De Iola non serviva a niente, De Iola non è un giocatore da Cagliari, non è un giocatore da Serie A, quando invece poi si vede quando Ranieri l'ha schierato davanti alla difesa in Serie B, siamo riusciti a risalire in Serie A, perché poi da lì è rinato il Cagliari. Eh sì, Ci siamo l'entusiasmo, certo. salvati con De Iola, con Ranieri, Campo, Nicola l'ha sempre fatto giocare. Insomma, lo stanno facendo il Pesacane, lo fa sempre giocare. Quando in questo periodo era anche infortunato, l'abbiamo rimpianto. Adesso che c'è, si nota la differenza, perché è uno che è vero che probabilmente sbaglia qualche passaggio, ma è anche vero che recupera 100 palloni, corre per 3 giocatori se non per qualche altro in più. Fa qualche gol, perché ogni stagione i suoi 3-4 gol li ha sempre fatti. Credo che quest'anno non sia nemmeno ancora andato in rete, ho fatto un gol forse, adesso non vorrei dire, non mi ricordo Mi bene, pare che però sia ancora a zero quest'anno. mi sa che quest'anno non abbia ancora realizzato un gol, però se non altrimenti nelle altre stagioni ha sempre fatto almeno 3-4 gol, li ha sempre fatti. Sì, È anche vero, ripeto, che recuperando 100 palloni, la lucidità, e correndo per 2 o 3, la lucidità non sia più in tutta la partita al 100%, e si può anche sbagliare qualche passaggio. Però secondo me è un giocatore per questo Cagliari fondamentale, proprio perché, mancando anche di un regista che possa tenere palla, che possa verticalizzare il gioco, o comunque mandare in gol con dei passaggi illuminanti i giocatori, cosa che invece ogni tanto fa Sebastiano Esposito. Mi piace proprio per quel motivo, che lui è un giocatore anche altruista, che di solito le punte o comunque cosiddette sono abbastanza egoiste, invece lui c'ha vero. anche questi passaggi fondamentali che mandano in gol anche gli altri giocatori,
e se non mi sbaglio ne ha fatto uno anche domenica con l'Atalanta, Sì, nel pareggio, sì, con sì, sì. l'Atalanta. Pareggio di Gaetano. Quindi sono veramente contento di questo ragazzo. Poi non vogliamo parlare un po' del portiere. Secondo me il miglior portiere che in questo momento ci sia in Serie A. Lo vedo sicuro, dà sicurezza a tutto il reparto difensivo, fa sempre quelle 3-4 parate fondamentali in tutte le partite. Si è meritato la convocazione in nazionale, anche se poi non ha giocato, però già fa parte del gruppo della nazionale, Certo. è una cosa importantissima. Non sbaglia una partita, forse ne ha sbagliato una quest'anno, il Sì, gol che guarda, abbiamo quel tiro del preso. Genoa, sì, Ecco, quel gol che però abbiamo di che preso, ma parliamo? secondo me è stato ingannato da questo rimbalzo strano della palla, ma poi per il resto delle partite ha sempre fatto la differenza. In questo momento io lo vedo anche meglio di Donnarumma, che Donnarumma secondo me, nonostante tanti anni che sta giocando a livelli importantissimi, qualche errore in più di Caprile lo commette, e quindi io devo dire la verità che secondo me in questo momento Caprile è il più forte portiere che abbiamo in Italia, o comunque italiano. Ok. Io me la giocherei anche con Vicario, anche lui ha avuto una crescita importante. Sì, Altro anche giocatore che Vicario, è però passato a vedi che Cagliari. Vicario adesso nel Tottenham sta facendo un po' di fatica, forse la sta facendo un po' tutta la squadra, come lo sta facendo il Cagliari pure, però secondo me Caprile in questo momento è il più forte di tutti gli altri. Sia di Mm. Meretri, anche se è infortunato, del portiere Carnesecchi, che sta facendo un ottimo campionato, che ha fatto ottimi campionati anche in passato, però io lo vedo tra i pali più sicuro, negli uscite lo stesso. Mi dà l'impressione che in questo momento sia il portiere migliore che abbiamo italiano. E quindi ce lo dobbiamo tenere stretto, Vito. In chiusura, Ma credo che faremo fatica a tenerselo stretto, Luca. Credo almeno che sino a fine purtroppo le campionato, squadre le dico. conosciamo, Sì. la cosa, l'idea del calcio delle piccole purtroppo è quando si ha dei campioni in squadra, si cerca purtroppo di vendere, perché se no gli incassi sono quello che sono, lo stadio è quello che è, sempre, anche se sempre 18.000 persone sono sempre presenti. Gli incassi però non influiscono secondo me su Certo. un bilancio di una stagione. Secondo me quello che sono più importanti sono appunto la campagna acquisti e cessioni che una società può fare, e gli sponsor o i diritti TV che riesce a portare a casa. Quelle credo che siano le cose più importanti, senza nulla togliere, anzi ripeto che secondo me i tifosi sono la cosa fondamentale per lo spirito della squadra, per l'incitamento, per la forza che possono dare, però a livello economico influiscono forse il 10-20% di una società. È vero. Ahimè, è assolutamente vero. In chiusura ti chiedo su Rodriguez, insomma, il nuovo talentino uruguaiano del Cagliari che si è ritrovato titolare e ha fatto comunque bene, tra l'altro sponsorizzato da Diego Lopez, che conosci Ah, benissimo. sì, Insomma, parliamo che è un bel difensore che chiaramente dovrà dimostrare di avere continuità, però diciamo che come inizio, avendo giocato tra l'altro contro Roma e Atalanta, non è stato contro Napoli, Roma e Atalanta, diciamo che non ha demeritato. Insomma, sì, sì, magari no. c'è un altro talentino uruguaiano a Cagliari, che dici, Vito? Assolutamente, lo sai che poi gli uruguaiani, è raro che gli uruguaiani che sono venuti a Cagliari hanno deluso le aspettative, forse Teger è stato quello meno, È Romeo, vero, è vero, è quelli vero. meno importanti a livello di rendimento, però tutti gli altri che sono arrivati, vogliamo parlare di Francesco, vogliamo parlare di Mamma Herrera, vogliamo mia. parlare di Fonseca, quindi voglio dire, tutti quelli uruguaiani che sono arrivati, soprattutto i primi uruguaiani che sono arrivati, hanno sempre dato una dimostrazione di attaccamento ai colori sociali, di prestazioni importantissime, di voglia di dimostrare tutto il loro valore, anche se poi Francesco è arrivato che forse aveva già più di 30 anni, o comunque 30 anni, si poteva anche dire magari un giocatore già quasi al termine della carriera, invece ha Sì. dimostrato tutto il suo valore, e forse è stato uno di quelli
che ha fatto vedere delle cose importantissime con una meno sponsorizzazione rispetto a tanti altri che poi sono arrivati in Italia. Io ricordo anche un altro giocatore che secondo me in Italia nel mondo ha fatto la differenza, giocava nel Torino, si chiamava Leo Junior, ed era secondo me uno dei giocatori più forti che è arrivato in Italia. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme, quindi lo posso testimoniare proprio con i miei occhi, che però se ne parlava, sì, ma se ne parlava come di un giocatore quasi normale, quando invece lui lo mettevi a centrocampo, faceva il centrocampista alla grande, lo mettevi in fase difensiva e faceva il difensore alla grande, faceva gol, batteva le punizioni, era un giocatore in pratica completo in tutti i suoi fondamentali del calcio, però non se ne parlava quasi mai. Invece credo che poi alla fine sia Francescoli che Giugno avrebbero meritato più attenzione da parte dei media, che invece magari non sono arrivate, ma credo che questo a loro influisca poco, perché sanno benissimo di essere stati dei campioni a livello mondiale. Sono i due giocatori più forti con cui hai giocato? Guarda, giocatori, ma sai, non puoi nemmeno dire giocatori più forti, perché ognuno ha un proprio ruolo e quindi devo dirti la verità, perché se tu mi dici ai miei tempi quando io giocavo Van Basten e Battistuta, sicuramente Van Basten era più sponsorizzato, era più conosciuto, però io mi sarei preso Battistuta 100 volte nella mia formazione ideale, capito? Quindi credo. voglio dire, ci sono delle dinamiche. Matteoli, voglio dire, io non l'avrei regalato a nessuno, nonostante non sia ripeto, esaltato, conosciuto come grandissimo giocatore. Invece Matteoli era un fenomeno, l'ha dimostrato nell'Inter di Trapattoni, quando ha fatto record di punti, quando ancora si giocava con 2 punti. Quindi voglio dire, sono dei giocatori che hanno meno sponsorizzazione, che però invece poi in campo sono fondamentali. Vedi, ora ci sarebbe voluto nel Cagliari uno come Matteoli. Credo che se ci fosse stato, o se ci fosse adesso uno come Matteoli come regista, credo che per il gioco che sta esprimendo il Cagliari, per i giocatori che hanno una facilità di corsa importante, credo che si vedrebbe tutto un altro Cagliari. Ci credo, assolutamente. Vito, grazie davvero per questa Grazie chiacchierata, a voi, è sempre un scusate sempre il piacere, ritardo, saluto ma tutti, ci mancherebbe. saluto Roberto Garau e tutti quelli che stanno guardando la trasmissione. Perfetto. Vito, noi ci sentiamo ovviamente in privato. Un saluto a tutti. Ti faccio già gli auguri di Natale, ma ci risentiamo comunque in Perfetto, fai gli privato, va auguri anche a bene? tutta la famiglia. Grazie, grazie Luca, a mille. tutti. Ciao Vito, Ciao, buona ciao. giornata. Ciao. E ringraziamo tanto Vittorio Pusedo. Allora, tanto ci siamo sulle 11:20, quindi siamo andati anche over, ma era abbastanza normale. Allora, qui ci rimettiamo per bene. Eccoci qua. Perfetto, così. Allora, vediamo un po' se ci sono altre domande a cui magari non ho risposto prima di chiudere. State grande Vittorio, faccio una semplice proporzione. Cosa sarà? Sì, più o meno quella, più o meno. La prossima con l'Udinese per il Viola sarà una delle ultime chiamate. Anche quella col Verona e anche quella con Sassuolo doveva essere una delle ultime chiamate, vediamo. Io rimango sempre sul chi va là, sul discorso Fiorentina. Poi. Allora, vediamo se c'era qualche altra. Nave l'upgrade che ha fatto De Jong in mezzo. Caprile, coraggioso, perfetto. Assolutamente ti saluto Francesco, Andrea. Poi. Grazie Luke, grazie mille, grazie davvero. Ma è uguale secondo me, non c'è una differenza, si può dire in tutte e due le maniere, lo sai? Secondo me si può dire in tutte e due le maniere. Va bene, l'abbiamo portata a casa oggi, dai, mettiamola su questo punto. Nonostante i ritardi, quello e quell'altro, però ce l'abbiamo fatta. Mi auguro che siate stati bene. Ovviamente vi ricordo ancora una volta, se volete abbonarvi a canale YouTube di 131, sotto c'è il simbolo del dollaro, si parte da 0,99, meno di €1 al mese. Supportate il nostro canale. Chiaramente se volete fare delle donazioni sono ovviamente sempre ben accette e vi ringraziamo di questo. Nel canale Telegram con gli abbonati faremo poi il discorso relativo al mercato, ma ricordiamo
che Fanta 131 ha aperto il mercato oggi alle 10 e chiuderà venerdì alle ore 18, quindi mi raccomando fate bene i calcoli. Ricordo, per i non abbonati 2 cambi, per gli abbonati 4, quindi se volete approfittarne potete abbonare, vi inseriamo nel canale Telegram e avete 2 cambi in più che vi saranno utili anche nel mercato di riparazione, ovviamente. Va bene? Per il resto ci vediamo domani mattina dalle 10 con Buongiorno 131. Buona giornata a tutti e a domani. Va bene? Andiamo di sigla. Ciao ragazzi, ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.